Presidente Serracchiani, oggi un ricordo vibrante anche da parte di tutte le autorità per questa commemorazione. Assolutamente, oggi sono passati 70 anni da un eccidio che non solo non abbiamo dimenticato, ma che con lo sforzo di tanti in questi anni siamo riusciti anche a tornare a raccontare. Devo dire che la presenza delle autorità oggi, ma anche i discorsi toccanti, hanno fatto, se non altro, l'effetto di riuscire a mantenere alta la memoria, ma anche la capacità davvero di ricordare che questo non a caso è diventato ed è un monumento nazionale. Come grande è l'orgoglio della nostra comunità nell'ospitarvi ogni anno in questa ricorrenza. Voglio avere, per il piccolo ruolo che mi è dato, la responsabilità della chiarezza assoluta su ciò che oggi ricordiamo. E chi ha armato la mano assassina può portarci a rendere il ricordo di oggi un insegnamento condiviso per il futuro. Con questo...